Benvenuti all'Antonello Canu, da qui la voce di Mauro Garavo e le imprescindibili immagini di Andrea Farris si apprestano a raccontarvi Torres Real Bellante, la 15ª giornata del campionato di Serie C di calcio femminile. Nel corso del primo tempo, calcio di punizione, palla che gira ma che non trova lo specchio della porta difesa dal portiere britannico. Per un attimo la retroguardia ospite, lo scarico all'indietro per Sanna che prova col piattone a bissare il suo primo gol in campionato, arrivato 7 giorni fa. Dare 1 contro 1, Marinic al limite dell'area, cerca spazio per il tiro, incrocia al destro, blocca Maranella, finisce il controllo del numero 7, la palla centrale per Ladu al limite dell'area, Ladu con il destro, ha segnato la Torres, ha segnato Maria Grazia Ladu, 19° minuto. Nel corso del primo tempo si sblocca il parziale all'Antonello Canu di Nulvi, ha segnato Maria Grazia Ladu, un 9° gol in campionato. Va via la diretta avversaria che la strattona in maniera evidente, si gioca per il vantaggio, Ladu al limite, prova il destro. Colpo di testa di Soju che ora può alzare il baricentro, Soju al limite dell'area, pallone per Marinic, il controllo con il destro, ha segnato la Torres, ha segnato Jelena Marinic, 26° minuto del primo tempo. Marinic fa tutto da sola, entra in area di rigore, cerca spazio per il traversone, la palla rimorchia intelligente, palla Real Bellante che rischia la frittata. Arriva il fischio di Spinetti. Batte Soju, ribatte al limite, palla che rimane nella disponibilità di Dasara, la dormita del Real Bellante regala il 3-0 alla Torres a firma Arianna Dasara. Batte Olivieri col mancino, conclusione centrale su Quisi, pallone per Marinic che protegge palla sola contro il portiere, lo dribbla e si divora clamorosamente il gol del 4-0. Accelerazione di Marinic che ha lasciato sul posto la diretta avversaria, Dasara all'interno dell'area di rigore, lo scarico all'indietro per il destro di Erika Campesi, ha segnato la Torres, ha segnato Erika Campesi. 2 minuti nel corso del secondo tempo, Torres 4, Real Bellante 0 al 4. Palla di ritorno troppo lunga, Real Bellante non riparte mai, Marinic al limite, prova il destro da lontano, ci vuole una gran parata di Maranella, Cocco, Dasara, Soju, si butta dentro Marinic, eccolo il servizio per il numero 7, tu per tu col portiere, Marinic col cucchiaio, 5-0, Jelena Marinic, esce la traversone dal fondo, palla per Dasara che calcia, Campesi da Cocco al limite dell'area, Cocco va via a secco la diretta avversaria, cerca spazio per il traversone, non si fida del sinistro, poi prova a guadagnare la linea di fondo, trova il calcio di rigore, fischia Spinetti, parte Cocco, para Maranella sulla Marinic col traversone dalla destra, Mannucci ha segnato la Torres, ha segnato Elena Mannucci, pallone per Podda al limite, Podda ha segnato la Torres, ha segnato Martina Podda, 7-0 al 79° minuto. Dasara ancora, Marinic prova il destro, blocca Maranella, si muove Podda, parte, resta a giro col sinistro, legge bene Maranella ed evita l'8° gol della sua partita, resta il controllo di Dasara, Cocco al limite, prende la mira, Cocco dal limite, stava per formazione abruzzese con Pino come prevedibile, fischia 3 volte senza recupero Federico Spinetti, è finita all'Antonello Canu di Nulvi, Torres 7, Real Bellante 0 rapidamente.